Salve a tutti, benvenuti dopo una settimana a questo nuovo appuntamento con Reni Retro e gli unboxing, teardown e test di vecchi PC di roba datata che va o smantellata e mandata in discarica, oppure se è utilizzabile vedremo come utilizzare queste macchine. Sono come sempre, come ripeto, erano circa un 50 e più PC molto vecchi da testare e nel caso da disassemblare. Allora, oggi è 20 giugno 2022, sono le 11:49, con i potenti mezzi, dicevo, telecamere motorizzate, ma che ne sapete voi? Allora, andiamo a vedere questo PC che apparentemente è molto vecchio. Case si presenta molto usurato, eppure come fattura è tutto squadrato. C'è stato un periodo, questo risalirà ai primi anni 2000, diciamo, perché a guardarlo così sembra proprio primi anni 2000, proprio esteriormente, perché poi i pulsanti, invece che così quadrati, li hanno fatti un po' più arrotondati, tutti, diciamo, tutti gli angoli venivano un po' più arrotondati, e poi vedo che il case intorno è tutto un pezzo unico, quindi questo quando lo andremo a smontare è un tower, un MIDI tower che si vendeva una volta, e questo verrà via tutto insieme, non solo uno sportello come era di solito. Allora andiamo a vedere subito. Io ho collegato ovviamente soltanto il monitor, tastiera e mouse, questa è la presa di corrente, andiamo a attaccare la corrente e vediamo se funziona. Questo proprio non dà segni di vita, proprio zero, non parte neanche, può essere pure l'alimentatore. Allora andiamo a svitare le viti, come vi ho detto. Adesso normalmente basta svitarne due, in questo caso tocca svitarne 4. Vediamo chi è che ci chiama. Chiamata di spam. Come sono comode queste app che ti dicono se una chiamata è di spam oppure no. Comparso scritto chiamata di spam. Poggiamo lì queste viti. Ecco, quindi per smontare questo case purtroppo bisogna levare tutto il metallo intorno e poi andremo a vedere come sta messo dentro. Io già vedo che c'è anche qui un altro modem 56k, c'è una scheda audio aggiuntiva perché la scheda audio sulla scheda madre all'epoca ancora non c'era, quindi questo è veramente, secondo me, un pezzo di storia. Vedete come si smonta? Eccoci qua, questo è un case di metallo, vedete, si smontava così. Questo si poggia per terra, ok, questo sicuramente c'ha le SDR come RAM. Un Pentium 2 slot 1, bene, ci abbiamo la possibilità di vedere un Pentium 2 slot 1, magari lo smonto e ve lo faccio vedere. Allora, condensatori tutti quanti a posto, mi sembra che i condensatori stanno tutti quanti bene, c'ha tutta la RAM possibile sulla scheda madre, quindi c'ha 3 slot occupati, tutto IDE, anche l'hard disk, c'ha ovviamente il floppy, c'ha il modem come vedo qui, la scheda video è una Matrox grandissima, la scheda video è uno spettacolo, è una Matrox. Allora vediamo se qualcuno si è collegato alla chat di Twitch, ce l'ho qui. Allora andiamo a vedere, perché nel caso mi sembra così strano che non parta questo. Possiamo provare a sostituire l'alimentatore con un altro alimentatore, che però questo non si smonta, questo è troppo futuristico per quello. Io avevo messo da parte tutti gli alimentatori
proprio perché a me sembra un problema più di alimentazione che altro. Ma mi sa che un alimentatore così vecchio a portata di mano non ce l'ho, scusate un attimo, vediamo un po'. Ho trovato questo Codegen da 300 watt. Vediamo un po'. Compatibile e compatibilissimo. Io devo vedere solo se si accende la scheda madre. Alla buona e meglio qui davvero c'è installato Windows 95 o 98, qualcosa del genere. Allora, proviamo a vedere. Lampeggia. Si è acceso però lampeggia. Lampeggia perché si vede che gli manca qualche... Lampeggia il power. Quindi sicuramente qui l'alimentatore è andato, anche perché qui la ventola girava. Allora, vediamo che cos'altro alimentava questo alimentatore. Allora, andiamo a vedere però, così ne approfitto. Allora, vi faccio vedere pure la CPU. Allora, guardate la CPU. Questi erano i cosiddetti slot 1. Vedete? Questo Intel Pentium 2. Vedete? Intel Pentium 2 c'è scritto. Sembra quasi lo stesso connettore delle cartucce di espansione del Commodore 64. Diciamo sia la Intel sia i produttori di schede madri si erano inventati questo slot perché così vendevano il processore così come lo vedete, già con la ventolina attaccata, tutto bello e pronto. Poi si vendeva pure tutto a parte, se uno voleva mettere la ventolina propria, questa si smontava, basta smontare queste lamelle, queste sono a molla, tengono appunto la ventola attaccata alla CPU e niente, praticamente questo era il cosiddetto slot 1 e i processori erano venduti dentro queste scatolette Intel. Ok, io l'ho riattaccata, fatemi riattaccare un attimo la ventola. Non lo so se quando fa così potrebbe essere pure un problema solo di RAM. Io ne levo due, tanto queste saranno da 32 mega. 64 e 64, quindi c'era pure parecchia RAM. Tra l'altro ecco, vi faccio vedere, queste sono le vecchie SDR. SDR si riconoscono perché hanno due spacchi, vedete, uno qua e uno qua. Questi sono i due spacchi e quindi queste sono SDR, vedete? E queste sono due da 64 mega. Trovarle da 128, questa è una conquista, perché ne uscirono pochissime e per alcuni server uscirono pure quelle da 2,56, però ripeto è una conquista trovarle. Questa non lo so da quant'è, ce n'è un'altra qua. Allora facciamo una cosa, ce ne metto solo una, quindi 64 mega, e andiamo a vedere se riusciamo quantomeno a far partire il BIOS della scheda madre. Riprendiamo il connettore e proviamo. Niente, lampeggia, però rimane acceso l'alimentatore, il che non capisco perché. Allora, si va per esclusione, tanto poi questo va tutto disassemblato perché il case va buttato. Allora andiamo, cominciamo a togliere la scheda. Qui c'è una bellissima scheda audio, la andiamo a vedere insieme.
ISA. Allora, questo PC ci permette pure di parlare dei connettori ISA. I connettori ISA sulle schede madri erano neri. Questa è una Sound Blaster Creative. Sotto il connettore è ISA. Vedete? Adesso vi faccio vedere la differenza con un connettore PCI. Ok? La differenza è netta. Ovviamente il connettore PCI ha molti più pin e sono molto più ravvicinati. Vi faccio vedere questo che è un modem PCI a 56k. Eccolo. Quindi dentro lo stesso PC questo ha 3 slot ISA e 4 slot PCI più più la GP. Già c'aveva la GP. Allora, quindi andiamo ad esaminare slot PCI e slot ISA uno sotto all'altro, vedete? Allora, questo slot ha i pin molto grandi e distanziati, quest'altro ce li ha molto più ravvicinati. E poi c'è lo slot AGP per le schede grafiche accelerate, e adesso ve lo faccio vedere perché lo andiamo a togliere. Anche questa è una bellissima scheda video AGP. Tra l'altro mi sa che questa è AGP 1 per una delle prime schede AGP. Oh, guardate, questa è una Matrox, secondo me molto bella. Tra l'altro c'ha pure l'espansione, qui ci si metteva un'espansione di RAM per la scheda video, quindi di RAM video, che era simile a quella dei portatili. Vedete lo slot? Questo è lo slot AGP. Dell'altra telecamera non mette a fuoco perché è per il monitor. Guardate che spettacolo, slot AGP, c'ha i pin uno sopra uno sotto uno sopra uno sotto per raddoppiare il numero dei pin nello stesso spazio. Quindi vedete, uno sopra uno sotto uno sopra uno sotto, e questa è una bellissima Matrox, però non riesco a capire che modello è. G200, la famosissima Matrox G200. Allora adesso sono curioso, senza scheda video non dovrebbe neanche partire questa macchina, non dovrebbe, no, è bello che lampeggia pure la tastiera, però niente da fare. Quindi mi sa che questa macchina ha la scheda madre completamente andata, anche se i condensatori sono tutti perfetti, non ce n'è uno rovinato. Però noi dobbiamo fare il tear down, quindi noi ci andiamo a svitare tutto l'ambaradam, andiamo a levare tutte le viti, andiamo a recuperare ciò che possiamo. Quindi adesso toglierò, queste sono tutte le alette adelle che io rimediavo sempre da chiesa che buttavo, ecco. Poi andremo a rimediare il lettore CD, l'hard disk sarà un hard disk molto piccolo, allora, e queste le abbiamo levate. Togliamo l'alimentatore aggiuntivo, lo poggiamo qui, perfetto. Allora, cominciamo a togliere questo alimentatore, poi testerò pure gli alimentatori quando mi metterò a fare i test dei singoli componenti. A quel punto testerò anche gli alimentatori per vedere se erogano le tensioni giuste. Di solito i PC vanno con 5 volts, meno 5, più 12, meno 12 e 3,3 volts che vado ad alimentare la CPU, ok? Quindi gli hard disk vanno sempre a più 12, meno 12, più 5, mi servono i 12 e i 5 volts soprattutto, perché con i 12 volts usano il motorino per far girare i piatti e con i 5 vanno ad alimentare la parte logica, ok? Voglio vedere questo così, dove dovete uscire.
non esce. Ah, dall'altra parte, hai capito? Figo. Allora, vediamo dove si incastra. Io ho staccato tutto. Ok, e l'alimentatore l'abbiamo tolto. Ok, andiamo avanti. Allora, svitiamo tutte le viti possibili da questo lato. Allora, due che reggono, questo è cos'è, un masterizzatore? No, un lettore CD. Allora, due che reggono il lettore CD, due reggono, no, questa è una sola, regge il masterizzatore dell'LG, poi ci sono queste del drive, due che reggono il drive, eccola, una e due reggono il drive e due reggono l'hard disk. Ok, poi allora vediamo se l'hard disk si muove. Sì, allora andiamo, no, non si muove, c'ha le viti anche dall'altra parte. Stacchiamo tutti i connettori dalla scheda madre. Ok, come sapete questa è la massa di cavi IDE e drive, vedete le piattine, tra l'altro qui non ce n'è neanche una ultra densa perché all'epoca ancora non c'era l'ultra DMA 100 e 133, quindi queste non servivano, cioè le ultra dense non servivano. Togliamo la CPU, togliamo quella RAM che io ci avevo rimesso e vediamo pure, andiamo pure ad analizzare la scheda madre, quindi vi smonto anche la scheda madre, che può darsi pure che io me la tenga proprio per gli slot ISA che non ci sono più da nessuna parte. Andiamo ad analizzare da vicino anche la scheda madre. Ok, saluto chi ci sta seguendo e saluto chi ci seguirà in differita, quando la live sarà finita. Allora, questo pure l'abbiamo levata, questa non si vuole levare. Ok, i cacciaviti magnetici sono comodissimi, eccoli. Allora, stacchiamo qua dietro la tastiera e il mouse. Via, da un solo PC quante viti si rimediano, da solo se uno ci vuole rimediare le viti, già è una salvata solo per le viti. Allora, andiamoci ad analizzare questa scheda madre. Allora, questa scheda madre, vedete, ha 4 slot PCI bianchi, 1, 2, 3 e 4, vedete? Poi ha 1, 2, 3 slot ISA 16 bit, lo slot per la CPU slot 1 si chiama. Poi andiamo a vedere che connettori ci forniva on board. Come vedete sono pochissimi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Ci sono 2 USB, un miracolo perché all'epoca era appena uscita l'USB, 2 seriali che venivano utilizzate tantissimo, come vi ho detto, per gli scanner, per i modem, eccetera. PS2 tastiera e mouse. Questa sopra era la porta parallela per le stampanti. Tutte le stampanti, quasi tutte, il 90% erano parallele, andavano attaccate a questa porta qui. Ok? On board ovviamente questa era l'alimentazione di tutta la scheda madre, questa qui. Questo è il chipset raffreddato con una letta di raffreddamento sopra, la batteria tampone sicuramente scarica, e questa ovviamente era una scheda madre della Asus, la P2B. Questa era la P2B, una mi sa delle più vendute, me la ricordo questa, la P2B. Quante ne ho montate io anche all'epoca per amici, parenti eccetera, assemblavo dei PC, e sta P2B ne ho prese parecchie. Certo, io in Ericsson, come ho detto, noi montavamo 1000 PC a settimana, però non erano assemblati da noi, arrivavano dalla Compaq, dall'HP e dalla Dell.
quindi arrivavano già preassemblati. Noi già perdevamo un sacco di tempo solo per mettere dentro tutto il software aziendale, che poi faremo una puntata dedicata proprio alle aziende, grazie ad amici che mi hanno raccontato, quando poi anche durante le viziate si chiacchierava, anche di altre aziende nell'epoca come si organizzavano per i software standard, per i sistemi operativi standard, ciò che doveva esserci e ciò che non doveva esserci in un PC, per non incorrere poi in violazioni di copyright. Ok? Allora, questo è un lettore CD 32x, stiamo andando a togliere il masterizzatore, stacco il filo. Allora, per chi mi ha seguito nelle altre puntate, allora andiamo a, ecco, sapete benissimo cosa sono questi cavetti, già ve l'ho spiegato, comunque ci vuole un secondo, ve lo rispiego. Questi sono dei cavetti audio stereo, ok? Qui ci passava l'audio analogico per poter ascoltare col PC i CD audio, perché all'epoca, prima dell'avvento di Winamp e dei lettori di musica in formato digitale direttamente, tutti i lettori di masterizzatori, vi faccio vedere, dietro, questo è IDE, vedete? Dietro avevano questo connettore qui, che serviva per far uscire l'audio analogico ed attaccarlo direttamente alla scheda audio. E infatti vi ho fatto vedere le Creative, poggio per terra questo, vi ho fatto già vedere che le Creative, è quella che stava qui, ovviamente era predisposta anche questa, le Creative avevano un ingresso e anche due, in questo caso sono due, ingresso linea, vedete? Ingresso linea, per avere l'ingresso analogico, quello è audio analogico che usciva dal CD, che era una periferica digitale. Questo perché? Perché all'epoca era ancora molto importante i diritti d'autore. Poi ovviamente tanto questo cavetto attaccato ce l'avevano tutti e tutti sentivano la musica direttamente col PC, e quindi fecero dei programmi che andavano ad estrarre direttamente in tempo reale le tracce audio direttamente dal CD, e quindi il segnale audio non passava più su quei cavetti ma direttamente sulla piattina IDE. Ok, allora questo è un altro drive Alps, forse va benissimo per essere convertito in un waffle o in un drive Amiga, vedete? Questo drive floppy 1,44 MB ed è rimasto da staccare solo l'hard disk, che si dovrebbe tenere con l'ultima vite che andremo a svitare. Ok, no, ce n'è un'altra, eccola lì. Attenzione, andiamo a svitare l'ultima vite. Di solito non si mettevano tutte queste viti. Ok, l'hard disk è un Quantum, questo poi non si capiva mai da quant'era. Quantum 7 SAT part number, no, non si riesce a capire perché vedete la Quantum sugli hard disk non ci scriveva quasi nulla. Di solito qui sotto c'era scritto, che ne so, 3.2 era 3 giga e 2, qui c'è scritto 7 SAT part number e al 76 A011 revisione 01B. Poi qua dietro c'è il serial number particolare di ogni singolo hard disk con il codice a barre e basta. Ecco, qui dice che scade la garanzia se lo smonto l'hard disk. Penso che sia ancora in garanzia, quindi conviene non aprirlo questo. Nel caso che non funziona lo rispediamo alla Quantum. Non so chi risponderà però. Allora, l'ultima cosa, come sapete, che io mi vado a prendere da questo case prima di
buttarlo insieme agli altri da buttare, voi lo sapete, è l'altoparlantino, se non è complicato, no? Ok, eccolo qui. Questo è un altro parlantino, anche questo si poteva attaccare sia alla scheda madre, e alcune schede audio avevano l'ingresso, questo qui, per attaccarle direttamente alle schede audio, vedete? Questo è sempre, è ovviamente monofonico, cavetto rosso e nero come era una volta le casse, ok? E c'ha due connettori, positivo e negativo, e questo era un altoparlantino che un minimo in più del buzzer che stava sulle schede madri faceva, ok? Vediamo un po' se qui si vede il buzzer dove sta. No, qua non mi pare che non c'è neanche il buzzer, non lo vedo, però c'era sul modem. No, qua non c'è, quindi bisognava attaccare con l'altoparlantino direttamente alla scheda madre, se no non si sentivano neanche i bip. Allora, quindi parte prima, vedete cosa è rimasto del case? Questo lo buttiamo direttamente, vedete? Case vuoto, vedete? Uno dei primi case, questo è MIDI Tower, MIDI perché ha 3 slot da 5 pollici e un quarto, ci si potevano mettere, che ne so, 2 masterizzatori e un removibile. Una volta andavano parecchio anche gli hard disk removibili. Ok, adesso mettiamo sul banco quest'altro PC. Allora, leviamo le viti, andiamolo a... Allora, questo c'è ancora la plastica intorno al case, ve lo faccio vedere prima che lo smontiamo, eccolo qui. Già è più moderno questo, molto più moderno. Allora, prima lo voglio mettere così, e devo fare una foto, aspettate un secondo, tanto ci vuole proprio un attimo. Allora, ok, attenzione che mi faccio male in diretta. Ok, perfetto, qui funziona tutto. Allora andiamo ad attaccare al volo questo PC. Allora, anche questo ha tastiera mouse PS2, però già vedo che c'ha uno SPDIF out su scheda madre, e c'ha una scheda madre che è uno spettacolo perché c'ha 2, 4, 6, 8 USB, la parte rete LAN, e c'ha la 5.1 in on board, e c'ha una bellissima scheda video tra l'altro perché c'ha pure il DVI out. Quindi questa, se tanto mi dà tanto, dovrebbe essere un bel PC. Allora, andiamo ad accendere. Ad accendere si è acceso questo, Adesso c'è un bel DVD-ROM qui. Gigabyte S Series, motherboard ultra durabile 2. E infatti è durata, oh. Allora, tab post screen, vediamo che dice. 2 GB di RAM, detecting IDE. Vediamo se ci sono gli hard disk, se no ce ne mettiamo uno al volo. Hitachi Lighton, no, non ci sono hard disk. Last boot good non configuration. Niente, si è resettato. Andate a leggere, però qui non c'è CD qua dentro, giustamente. Ci sta pure il serialata ACI, quindi questo c'ha pure gli hard disk serialata, il controller serialata. Questo è moderno, diciamo. Questo è moderno. Com'è? F12 boot. No. Io resetto, così proviamo pure che è F2 per entrare nel BIOS. Sulle gigabyte mi pare fosse F2. E pompati. Vola, vola. BIOS post. Vediamo se entra nel BIOS. Aspettiamo che finisce. Questo in teoria forse supporta pure il RAID, il RAID sul serialata. Comunque non trova nessun hard disk né niente. Adesso poi vedremo, perché ho sempre i CD, i miei
fedelissimi CD, però intanto prima era partito, adesso non parte niente. Mamma mia quante ce n'ha. Oh, Hitachi Lighton, presso amiche, 82 giga. Avvio di Windows. Oh, questo è Windows 7 ragazzi, sta partendo Windows 7. Incredibile, magari questo già va bene così com'è. Wow, c'è già pure il mouse. Attendere l'avvio di Windows 7, va benissimo questo. Configurazione aggiornamenti di Windows. Questo è stato messo da parte che stavo ancora finendo gli aggiornamenti, anche perché adesso non sta in rete questo, attenzione, quindi non può scaricarli da nessuna parte gli aggiornamenti, non ci ho attaccato il cavetto di rete. Attendiamo un attimo. Intanto cosa possiamo dire di questo PC? Innanzitutto 2 giga di RAM, dal momento che questo ci avrà almeno, perché questo deve essere almeno del 2011, 2010-2011, quindi tanti anni fa, non erano pochissimi, adesso ne servono 16 giga perché per fare un minimo di lavoro, visto che è tutto molto pesante a causa soprattutto della grafica. Comunque qui ha caricato pure la scheda video, perché si vede perfetto questo monitor, cioè, quindi eccoci qua, mouse compatibile, allora vediamo un po'. È partito tutto. Microsoft Security Essential, ok, c'ha 2 partizioni, l'hard disk dovrebbe essere 200 giga d'hard disk, mica male. Allora andiamo su gestione, come vedete su qualsiasi versione di Windows andate. Ciao Willy, benvenuto. Stiamo a fare il test / teardown del secondo dei 2 PC. Il primo era un Pentium 2 che purtroppo non è partito, non si è acceso, quindi l'ho fatto completamente il teardown, l'ho smontato, ho fatto vedere, c'era addirittura una scheda audio ISA. Andiamo a farla vedere un'altra volta mentre questo carica. Ok, io voglio andare qui su gestione disco e vedere se sono 2 hard disk separati o se è uno solo più grande. Allora, disco 0 e 80 giga, poi c'ha disco 1 un altro disco, quindi ce n'ha un altro da 160, quindi c'ha 2 dischi, uno da 80 e uno da 160, non è male. Allora, qui dentro cosa c'è? ADI, i driver retellati, c'è un altro Windows qua installato, utenti, Renato so io. Questo è impossibile che sia un PC mio. Andiamo a vedere qua. Allora andiamo a vedere dentro i download, e questi sono i driver. Renato, desktop è vuoto, immagini è vuota. Allora, però c'è Audacity che l'ho sempre usato io, software febbraio 2012. Sì, questa è roba mia, edit foto, questi li facevo io, perché facevo i CD che li davo in omaggio con tutto software free che io andavo a scaricare da internet, era solo ed esclusivamente software free gratuito. E quindi Windows 7, vediamo un po' se qua immagini c'è qualcosa, niente, musica, niente, desktop, esatto, e questo è quello che vediamo adesso, quindi non riesco a capire, però poi devo vedere bene dentro questi hard disk cosa c'è. Vediamo un po' di fare una ricerca per dimensione per file enormi, giusto per curiosità, perché voglio vedere cosa c'è. Qua c'è scritto Windows 8, magari è un test che io ho fatto di installazione di Windows 8, vedi, memory.dump, però sono 136 mega, non è che sia chissà che, un file.dump.
quindi mi fa vedere il memory.dmp che è un file di sistema, quindi vuol dire che ci ho messo le mani io perché ho reso visibili tutti i file di sistema. Ok? Willy, si sente bene l'audio? Sì? Io cerco di parlare un po' ad alta voce, se no perché il microfono sta un po' distante. Allora, andiamo avanti. Qui non ha trovato altro, qui sta cercando. Questo è papabile per diventare un ottimo emulatore Amiga. Allora, io a questo punto subito, senza attendere, metterei l'ERD commander lì dentro. Allora, andiamo a cercare l'ERD commander 2005. Dove stai? Allora, ERD più PE non era Office, non era tutto scritto quello che voglio io. Dove sta? Non era qua. Allora era qua. Andiamo a vedere. Ubuntu, ASXP, lista, Windows XP, Windows DigiWiz, eccolo qua, questo volevo, agosto 2008, e così vediamo pure che CPU c'ha, è tutto l'ambaradam. Allora, qui non ha trovato niente di gigantesco, quindi qui mi sa che c'è solo l'installazione di Windows 8, vediamo Windows quanto occupa, intanto qua. Allora, Java Auto Updater no, apri cartella per visualizzare i file. Ok. No. Programs, nu2 menu, dentro Programs, nu2 menu. Ah, non funziona la rotellina. Andiamo giù, nu2 menu, nu2 menu, eccolo qua. Noi ce lo andiamo a cliccare perché così mi permette di andare a lanciare System Information, System Info. Io volevo CPUZ, eccolo qui. Andiamo a lanciare CPUZ. Sì, questo sono 11 giga solo la directory di Windows, e qui tanto quello è occupato, perché vediamo un po', qui ci dice occupati 14, quindi sì. Ok, qui c'è solo Windows installato. Adesso partirà CPUZ, forse, perché voglio vedere che processore, che cosa abbiamo qui. Allora, qui dice Windows 7. Ah, Intel Pentium Dual Core CPU E2160 a 1 GHz e 8. Tra l'altro pure Microsoft originale Windows a 64 bit con 2 GB di RAM. Se ne trovo altri due. Questo è buonissimo per diciamo per metterci un ottimo emulatore Amiga. Però CPUZ non mi pare che è partito. Andiamo a vedere se ce n'è qualcun altro per informare. CPU Bank, CPUZ. Vediamo il burning test. Anche il burning test ci dava informazioni sull'hardware. Comunque Nero Quick, queste sono tutte cose che installavo io. Vedete, c'è sta stampa fotomorena, c'è il diciamo Photosy, il programma di Photosy. Niente, questi mi sa che non partono su Windows 7 perché è a 64 bit, quindi tutti questi programmi, niente. Riavviamo un attimo il computer. Vabbè, vediamo un po' di riavviarlo da CD, se ci riusciamo. Ok, proviamo a fare un avvio direttamente da CD.
e vediamo cosa succede. Via, che era F12 allora che fa il BIOS. Voglio entrare nel BIOS di sta scheda madre, ma ci riuscirò? F12 boot, che significa F12 boot? Comunque c'ha questo BIOS aggiuntivo, Serial ATA ACI BIOS. Quando c'è questo BIOS aggiuntivo, di solito c'è la possibilità di mettere dei dischi in RAID. Ok, io rifaccio qua CTRL ALT CANC, perché io devo riuscire ad entrare nel BIOS. Allora, questa pausa, mannaggia la miseria, che non mi ricordo mai, lavorando sempre con le Asus, Dell CANC, quindi era il Dell, come dicevo io, col CANC. Allora, ora l'ho premuto, vediamo se mi entra nel BIOS. This will take a few seconds. Ecco perché lui va a cercare tutte le periferiche. Uno ci può mettere pure, vedi, fino a 5 periferiche. Sono uno spettacolo, sta scheda madre è uno spettacolo, devo dire la verità, però vorrei vedere il BIOS. Non mi entra nel BIOS. Questa versione supporta solo hard disk e CD-ROM drive, quindi quindi sono 6 perché parte da 0 a 5 sono 6 periferiche. Allora, poi lo andiamo a vedere. Oh, finalmente nel BIOS ci siamo riusciti ad entrare. Buongiorno Matsushito. Perfetto, allora siamo riusciti a entrare dentro questa scheda madre, dentro il BIOS. Andiamo a vedere. Vedete, qua non me ne rilevava nessuno perché stanno tutte quante sulla catena esterna. Allora il floppy non c'è, giustamente, c'ha 2 giga di RAM. Andiamo a vedere First Boot Device CD-ROM, perfetto, quindi va bene. È abilitato pure lo smart. Poi faremo tutta una live a parte per parlare di questo smart, hard disk smart, perché quello è un self monitoring degli hard disk, cioè un controllo automatico che è incorporato in tutti gli hard disk. Magari quelli proprio vecchi come questo IDE non ce l'hanno, ma sono tanti anni che esiste questo smart, e questo smart previene la rottura degli hard disk, praticamente informa in tempo reale la scheda madre se ci sono dei problemi hardware all'interno dell'hard disk, di temperature troppo elevate, di tentativi di scrittura dei blocchi ripetuti troppe volte, eccetera. Quindi lo smart è una cosa molto importante degli hard disk. Faremo addirittura una live dedicata, quando parleremo degli hard disk IDE, Serial ATA, Microchannel, SCSI, eccetera, e parleremo anche di questo self monitoring dello smart. Allora, periferiche integrate, come vedete, Advanced Host Configuration Interface, AHC, quindi Windows 7 qui è configurato alla massima velocità possibile negli anni di quando è uscito questo PC. C'è anche l'USB 2 a bordo, bellissimo, c'è onboard LAN abilitata, c'è la scheda audio abilitata, c'è addirittura la possibilità di fare il boot on LAN. Questo è onboard boot ROM, quindi dentro questo PC c'è una ROM particolare che in una particolare rete dove c'è un server di boot può fare il boot via rete senza avere hard disk installato all'interno della scheda madre. Ok? Andiamo a vedere che altro ci dice. Plug and play configuration, fatto bene pure così. Mi sa che è ancora buona pure la batteria dentro questo PC. Allora, ok, questo è quello che succede se va via la corrente, è configurato bene perché deve stare spento. Di solito se questi diventavano server si metteva l'auto power on off e power fail, cioè che vuol dire che se andava via la corrente e tornava il PC si riattivava da solo, faceva il boot di Windows e così se c'era qualche servizio sopra poteva ripartire tranquillamente. Faccio without saving perché non ho modificato nulla e andiamo a fare il boot. Dovrebbe fare il boot da CD-ROM.
vediamo subito, sta leggendo da CD-ROM, ovviamente qua riparte così, vediamo un attimino. Allora aspettiamo il post, ok, press any key, ok, mini PE is starting, ok, cerca di partire il mini PE XT di DigiWiz. Questo ovviamente l'avvio di questo sistema operativo dipende dalla velocità poi del masterizzatore del lettore. In questo caso questo è un DVD-ROM e masterizzatore CD. DVD-ROM significa che legge qualsiasi DVD, però può scrivere solo i CD, quindi con questo non è un masterizzatore DVD. All'epoca, a cavallo degli anni e delle tecnologie, ci siamo inventati di tutto. Allora, la prima cosa che è uscita in assoluto è stato il lettore CD dentro i PC. Ok, i lettori CD uscirono di tutte le velocità. I primi proprio, ce n'è ancora qualcuno, erano 1 per, cioè leggevano proprio lento, 640 kB al secondo, una cosa no, di meno. Comunque erano 1 per, 150 kB al secondo mi sembra. Poi cominciarono a uscire i 2 per, NEC 2 per, ce n'ho diversi, c'ho pure un CD changer che occupa proprio uno slot solo, dentro ci vanno 4 CD ed era 2 per. Poi uscirono i 4 per, come il Mitsumi FX 400, uno dei più venduti lettori CD che ci furono all'epoca. Io parlo mentre viene caricato il sistema operativo qui. Praticamente dopo i 4 per cominciarono a uscire gli 8 per, poi 12 per, 24 per e poi 48 per, ok? Poi contemporaneamente cominciarono a uscire i masterizzatori CD. I masterizzatori CD avevano sempre 2 valori scritti, che ne so, 4 per, 24 per. Il primo numero si riferiva alla velocità di scrittura sui CD vuoti e il secondo numero era la lettura sui CD, ok? Poi cominciarono a uscire con 3 numeri, perché? Perché uscirono i CD riscrivibili, cioè erano dei particolari supporti che noi potevamo cancellare e riscrivere, tra virgolette, quante volte volevamo, ok? Quindi i CD riscrivibili potevano essere usati però solo tramite delle particolari unità ottiche che erano dette masterizzatori riscrivibili, quindi i CD RW, Rewritable, quindi riscrivibili. In quel caso, allora andiamo a vedere se questa volta ci carica CPU-Z, ok, che è quello che volevo io. Sembra di sì perché è comparsa la finestrella CPU-ID, quindi adesso vi potrò dire finalmente che che componenti ci sono. Allora, il processore è un Intel Pentium Dual Core Inside E2160 1200 MHz, cache L1 32K, cache L2 1 MB. Non è male come processore, ok? La scheda madre è una Gigabyte EP35 DS3R, perfetta. Memoria abbiamo 2 GB di RAM, 2 GB di RAM che però mi pare dual channel, qui vede simmetrica dual channel, quindi sono 2 da 1 GB a 400 MHz, molto bene, molto bene. Allora, questo slot 1, c'ha pure 4 slot, eccolo qua, PC2 6004 400 MHz, io questi ce n'ho qualcuna di queste RAM. Questo slot 3 empty, ecco, quindi è popolato slot 2 e slot 4, vedete? E stanno perfettamente in dual channel a 400 MHz al massimo supportato, perché lo vediamo nel tag della memoria, mi dice 400 MHz la frequenza della RAM, ok, sì, 400 MHz e mi viene channel dual channel simmetrica, ok? Quindi molto 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 buono. Allora, quindi questo è un ottimo PC che può diventare memory analyzer. Adesso voglio vedere veramente, forse il burn-in test non lo so perché può non avere i driver della scheda video,
volevo vedere pure che scheda video c'era. Internet, System Tools, vediamo un po' con AIDA 32. AIDA 32 riconosceva parecchia roba, però vediamo un attimino. C'è la clessidra, eccolo qua, AIDA 32. Allora andiamo a vedere computer display. Allora niente, allora la scheda, questo è perché è display. Allora DirectX, MISC, software, allora motherboard, BIOS, c'è scritto tutto del BIOS, della scheda madre, ok, unknown, però operating system, XP professional, va bene, non va bene, display non vede niente, GPU no, non vede niente. Questa AIDA 32 non ce la fa. Vediamo l'ultimo e poi dopo basta. Voglio vedere Everest Ultimate. Everest Ultimate Edition del 2005, questo è del 2008, questo è del 2010, ma che vuoi vedere qua? No, è molto simile a quell'altro, però niente. Ok, allora devices, come vedo non c'è niente. Windows Physical Devices, questi sono quelli sul bus. Realtek è la scheda controller video compatibile, niente, non lo vede. Allora io direi fare eject cd e shutdown e reboot, eject cd e reboot, grazie. Allora adesso fa un riavvio, rifacciamo partire Windows 7, perché da Windows 7 si capisce che scheda video c'è. Ok, attendiamo, dovrebbe fare lo shutdown. Se non fa lo shutdown, ecco, perfetto. Questi kernel praticamente modificati dagli esperti non fallivano mai. Calcolare che far partire Windows XP da un lettore CD in sola lettura non è facile, perché Windows XP va a scrivere nel registro di configurazione una continuazione, quindi devono aver disabilitato tutte le funzioni di scrittura di Windows XP. Commodore OS Vision addirittura qua, ma che è partito qua? Vediamo un po' se parte Commodore OS Vision. Dove sta Commodore OS Vision qua? Commodore OS Vision, ragazzi! Spettacolare! Spettacolare! E questa è una partizione nascosta, sicuro. Ragazzi, questo resta così, sto PC. C'ho Commodore OS Vision, Windows 7, Windows 8 installato qui sopra. Eccolo Commodore OS Vision. Ragazzi, Commodore OS Vision. Ho trovato un PC dove ci avevo installato Commodore OS Vision. Che spettacolo. Guardate qui, cioè, no, è incredibile, vedete come faceva Commodore OS Vision? Non so se si vede da quella telecamera. Sì, vedete come arrivano le finestre? Guardate come si muovono molleggiate. Guardate. Questo era Commodore OS Vision. Ma il bello è che nelle applicazioni di Commodore OS Vision, emulatori, c'era tutto. C'era emulatore 64, emulatore 64. Tac. Sta ancora caricando. Doveva partire l'emulatore, però mi sa che è partito su una sezione video che non vedo. Infatti emulators plus 4 128. Scusa, no, non ce la fa perché dovrebbe partire in quell'altra modalità grafica, ma non riesce a tirare sulla modalità grafica. Strano, vediamo un po'. Desktop, vedete, tutto tremato, è uno spettacolo. Allora, i temi, questi sono tutti i vari temi, ma bellissimo. OS Vision full installed, uno spettacolo, guardate come esplodevano. Allora, no, ma io adesso questo sfondo qui lo dovrei
lo dovrei prendere perché lo metto nella copertina, perché avete trovato, ecco, Amiga 600 SOM, Amiga 600 desktop, che significa qua? Win Games, Alien Breed, ma non penso che parta così questo. Ho lanciato un Alien Breed, DOS Windows Executable, ma non penso che... Sì, qualcosa sta facendo e carica, Ovviamente vedete... Ah, è partito Alien Breed, ragazzi. Ma non c'ho l'audio, eccolo qui. Questo è un gioco... Allora, stiamo su Linux, ok? Su Linux Mint, modificato, però è riuscito a partire un gioco per PC. Questo è Alien Breed per PC. Original GFX, ma non abbiamo l'audio, vedete Alien Breed? Che spettacolo! Mo non so quali sono i tasti configurati. Remake. Vedete play game. Ah, ecco, start, vediamo un po'. Fire quale sarà? Questo. Deck 1 landing game. Vediamo un po', poi devo capire come si fa a uscire. Sta caricando, niente, è rimasto così. Comunque Alt F4 dovrebbe chiudere l'applicazione, sì. Alt F4, quindi se io vado su, qui che altro c'era? Wizball, folder application, questi sono DLL, eccolo Wiz. Allora, sta caricando, ovviamente questi erano giocherellini così. Eccolo qui, Wizball. Non so se si può ingrandire questa finestra, ma penso proprio di no. No, questo è Sensible Soccer, Sensible Software. Questa era della Sensible, in OpenGL. Guardate che roba. One player. Get ready, get ready, get ready, get ready. Qui non so. Get ready, get ready, get ready. Niente. Vabbè, bisognerebbe andarsi a leggere nelle istruzioni quali sono i tasti da premere. Allora, quindi Archives, che c'è qui dentro? Amiga Music, purtroppo non c'è attaccato niente. Sound and Video, Software Package, guardate la roba che c'è, questa è tutta roba per Amiga. Vediamo un po' se c'è qualcosa. DVD, Hydrogen, Python, guardate che roba, qui c'è sta tutta roba, questa è molta roba per Amiga, guardate, mamma mia, ma perché non... Allora, Games, mazza quanti giochi che c'erano dentro sto C64, sto Commodore OS. Era molto bello sto Commodore OS. Tra l'altro c'era già tutti i programmi di Office. Guardate un po', se io volevo fare Word Processor, tac, partiva LibreOffice, voi non lo potete leggere, LibreOffice 3, già bello installato, e LibreOffice noi sappiamo che è stato uno dei concorrenti di Office della Microsoft, totalmente gratuito. Eccolo qui, assomiglia moltissimo a Word. Guardate come si chiudono le finestre, è una cosa spettacolare. Poi come navigatore c'è pure Firefox qui. Allora andiamo qui, emulators, emulatore PET, vediamo se parte. No, questi emulatori non lo so perché non partono. Allora, Places, sistema, questo è il disco di sistema. Comunque Commodore OS Vision System, Preferences, Desktop Hardware, Change Resolution, vediamo un po' se... Ecco, Monitor Gold Star Company, vabbè, va bene così.
io lascerei tutto così. System, volevo vedere preferences, hardware, sound, c'è desktop, about me, voglio vedere un attimo about me che dice, personal, about me, Amiga 600 l'ho chiamato questo PC, Amiga 600, e non c'è scritto nient'altro, l'address, niente, queste sono le informazioni che uno vuole inserire. Bello, bello, Commodore OS Vision qui sopra. Andiamo a fare lo shutdown che si fa da qui. Lo shutdown si fa da qui. Vedete, si apre una finestra, bella, fatta bene, così il shutdown che spegne. Restart, riavvia, sospende. Hibernate va a fare una copia di tutto ciò che è attivo adesso in un'immagine su hard disk. Quando viene ridata corrente, praticamente, questa è una funzione, c'è anche Windows, ho cliccato su Hibernate, vabbè, viene ricaricato. Guardate il Commodore 64, troppo forte. Ok, quindi lui sta facendo un'immagine su hard disk e poi si spegne completamente, può andare via la corrente, può fare quello che volete, ma tanto il sistema ripartirà sempre come voi l'avete lasciato, con i documenti aperti, con tutto quanto. Infatti c'è la lucetta dell'hard disk fissa accesa che ci indica che sta scrivendo una grande quantità di dati, perché la quantità di dati che va a scrivere è uguale alla RAM, quindi farà un file, in questo caso, visto che ha 2 giga di RAM, da 2 giga. Vedete, si è spento completamente, silenzio. Se io lo vado a riaccendere e faccio ripartire direttamente Commodore OS Vision, sono troppo contento di questa cosa, di avere Commodore OS Vision su questa macchina, perché ci lavoreremo parecchio insieme su questa macchina, ma proprio parecchio. Mo la prima cosa che farò è ci voglio aggiungere della RAM. Allora, vediamo se riparte. Ecco, Commodore OS Vision. Se io vi faccio ripartire Commodore OS Vision, la diretta è durata un'ora, tra un po' ci salutiamo, sono le ore 12:50. Vedete, sta leggendo con la lucetta dell'hard disk fissa, non si vede da lì, comunque c'è la lucetta dell'hard disk fissa accesa, perché sta leggendo quel filone enorme da 2 giga che è salvato nell'hard disk. Quindi, finito di leggere quel file, ecco, dovrebbe averlo finito, eccolo qui, Commodore 64 still ready. Guardate che spettacolo. Io tutte queste immagini adesso me le devo prendere e me le metterò su una pennetta, perché è spettacolare sta cosa, una cosa veramente spettacolare. Ed eccoci qui. Mo la password non me la ricordo io. Caspiterina, se io adesso faccio restart completamente, vediamo un po', e non me la ricordo poi. Vedete, questo è Linux, questa è la shell di Linux che sta facendo lo shutdown di tutti i servizi. Fortunatamente non ne avevamo attivati nessuno, e quindi mo mi viene il pensiero della password quale può essere, perché non me la ricordo assolutamente, non mi ricordo la password. E poi devo levare questa cosa di premere un tasto quando trovo le periferiche. Comunque Western Digital, Hitachi, i 2 hard disk. Vediamo di far partire un'altra volta Commodore OS Vision, che se mi chiede la password abbiamo finito, perché non me la ricordo proprio. Commodore OS Vision, qui voi non la potete vedere, c'è una barretta che cammina, sì, la vedete nello schermetto piccolo, vedete? Grandissimo. Questo sistema operativo a me piace un sacco, perché io un po' di Linux ci ho sempre capito, Unix e Linux, e poi questo era fatto proprio bene. No, fortunatamente riparte.
riparte correttamente, poi la password in qualche modo la andremo ad eliminare completamente. Ok, adesso voglio fare l'ultima cosa, quindi facciamo un riavvio, voglio ripartire, vediamo un po' le 3 scelte. Mi pare che c'era, allora, o Windows 7 o Windows 8. Comunque è spettacolare questo, veramente bello sto PC fatto così. Gli devo mettere altre 2 RAM da 1 giga l'uno, mo ce le devo mettere perché con 4 giga questo va benissimo. Bellissima scheda madre. mem test, però non mi parte più. Qua c'è Commodore OS Vision, ma non c'è più. No. Devo dire al BIOS di partire da un altro hard disk allora. Perché non c'è più Windows. Non c'è più Windows 7, quello che è partito prima. C'ha la miseria, oh. Ah, che poi aspettate un attimo, resetto un'altra volta. Tanto c'era il tasto, mi pare che era F12. Vabbè, allora andiamo qua. Allora, qui non c'è, no, ma non lo posso fare da qua, mi ero ricordato che hard disk priority. Ah, c'è l'Itaci. Andiamo a vedere un attimo di far più o meno, più. Vediamo un po'. Vediamo se così parte Windows 7. Allora, che era F12? È che è troppo veloce. F12 boot menu. F12 boot menu. Devo farlo partire da quell'altro. Ok, boot menu l'abbiamo premuto. Quindi aspettiamo il po'. Vedete quanto tempo ci vuole solo per aspettare il post, cioè questa fase del BIOS in cui vengono riconosciute le periferiche e viene dato l'avvio ad un sistema operativo installato su hard disk. Ecco, allora, sì, hard disk, ma quale? Ah, ecco, Toshiba, Hitachi, 3 hard disk ci stanno. Parto dall'Hitachi, che parte qua? Avvio di Windows dall'Hitachi. Questo dovrebbe essere Windows 7, non è Windows 8 questo. Quindi c'ha 3 hard disk questo dentro, ottimo. Ma dopo lo smontiamo un attimo prima di chiudere la diretta, così lo vediamo bene. Allora, stiamo tornando da mamma Microsoft. Abbiamo abbandonato la Commodore USA con il Commodore OS Vision, che per me è stato, anche se non era terminato, era in beta, è rimasto beta, non siamo usciti dalla beta version, però era fatto bene come sistema operativo. L'idea di fare un Commodore 64 all-in-one in una tastiera era molto buona, ma i prezzi erano allucinanti, ragazzi, allucinanti. Cioè per quello che ti davano dentro c'era una scheda madre mini TX, quindi piccola, difficilmente espandibile, e volevano veramente troppi soldi. Allora, andiamo qui a vedere quello che volevo vedere io. Attenzione, questo sta ancora tirando sul sistema, ma qui io ho installato parecchia roba, pure c'è pure Manicam. Devo vedere se esiste ancora questo Manicam, perché era un bellissimo software di gestione delle videocamere, così almeno evito di gestirle con OBS, le gestisco con Manicam, e poi Manicam gestisce una videocamera virtuale che è tutto ciò che esce da Manicam. Non era male assolutamente, molto bello, consigliato se è rimasto così come era 10 anni fa perché se no comunque lo vedrò. Allora io voglio vedere gestione dispositivi, vediamo che scheda video c'è. Qua ci stanno un po' di errori di installazione. Schede video, c'è una ATI Radeon 1600, non è neanche male come scheda, Attenzione, questo si può usare anche per fare streaming.
non è male. Allora facciamo una cosa, prima di chiudere. Qua che c'è? No, arresta il sistema, spegni tutto e lo andiamo ad aprire. Andiamo ad aprire questo PC, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Sono curioso, molto curioso. Si è spento, stacchiamo la corrente, staccata. Poi siccome la corrente passa anche qualche volta dalla scheda video, abbiamo cioè dal monitor, che il monitor sta sotto corrente, abbiamo tolto anche la corrente del monitor. Allora 1, 2, ok, e ora andiamo ad aprire. Che bella scheda! Allora, ci sono due hard disk da 2 pollici e mezzo e un hard disk da 3 pollici e mezzo, grandioso. Poi c'ho ancora 3 slot PCI liberi e c'ho 2 slot per le RAM libere. C'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 serialata, 8 serialata e un controller IDE. E c'è anche il controller floppy. Sta scheda madre è uno spettacolo. C'ha i condensatori, chiamiamoli di nuova generazione, che quindi stanno tutti quanti bene. Ventolina Intel totalmente pulita. Sto PC sembra che non ha mai lavorato. Attenzione però, che voglio vedere, allora, se riusciamo a metterci un altro po' di RAM. Questa è una data. Allora, ovviamente queste vanno a coppie. Andiamo a prendere le RAM un po' più moderne, che io sembra che sto sprovveduto, ma non è così. Qualcosa di un po' più moderno ce l'ho. Allora, queste se sono compatibili, queste a data, no. Sì, vediamo un po'. Assolutamente no. Allora, queste a data non vanno bene. Queste Corsair sì, le Corsair sembra che sono adatte. Allora io ci metterei proprio tutte e 4 Corsair. Guardate che RAM che ho, queste sono DDR2, queste sono RAM spettacolari da 1 giga l'uno, sono 4, ce n'ho tutte e 4 uguali, guardate, Corsair DDR2 super raffreddate. Ci andiamo a mettere queste e vediamo cosa succede. Intanto quelle che c'erano dentro le togliamo, le lasciamo qui, sono da 1 giga, e qua invece noi ci andiamo a mettere, però c'è sempre un impedimento, santo cielo. Allora no, al contrario, non è mai semplicissimo fare queste cose, per quanti cavi sono stati passati bene, perché mi pare che questo lo assembla io, sto PC. Allora, una, non c'è bisogno che sto attento, 1, 3, 2, 4, perché li metterò tutti e 4 praticamente, quindi popolo tutti e 4 gli slot con 4 RAM identiche. Perfetto, facciamogli fare lo scatto, questa pure va così, spettacolo. Allora 1, 2, manca l'ultima, eccola qui, ce la mettiamo, e questo può essere pure un buon PC, 4 giga di RAM, pure per fare qualche live, se uno ci attacca solo un massimo di 2 telecamere qui va benissimo. Allora questa perché non ci va, ok, perfetto, riattacchiamo tutto e vediamo che cosa succede.
Power on. Power on. Tra l'altro è pure molto silenzioso, la ventola della scheda grafica pure va benissimo. Sta scritto. Che non sia compatibile con la RAM? No, gli dà problemi la RAM. Allora, proviamo a levare 2 banchi solamente e a lasciarne solo 2. Allora, lasciamo solo 2 banchi. Dubito che una scheda madre del genere alloghi massimo 2 giga di RAM. Nulla. Mi dà proprio errore sulla RAM, sì. Ci sono i ledini sulla RAM. Non avevo visto che sulla scheda madre ci sono i LED. Allora, quindi queste qui proprio non mi piacciono, le Corsair. È strano perché Corsair è un'ottima marca di RAM. Allora, andiamo a vedere. Io ci avevo messo pure una sola RAM quella era una da 8 giga. Allora, queste abbiamo detto che sono diverse. Data niente. No, queste sono vecchissime. Caspiterina, per ora mi dovrò accontentare allora. Ce n'era una ma non mi ricordo dove sta. Questa addirittura è troppo moderna, dovrebbe essere questa da 8 giga. Sta un po', ci stanno pure quelle troppo moderne. Allora, questa è una 800, questa pure è una 800, niente. Caspiterina, mi ha detto male, non c'ho RAM per quel. Ai 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 ai. L'unica che potrebbe andare è questa, ma è una 512. Dove vado? Questa è una 512. Non mi pare vedere robaccia. Qui roba vecchia come il fuoco. Come mi hanno fatto una 512 qua? Boh. Vabbè, allora rimettiamo la RAM che c'era prima. Non ci posso fare nulla. Allora, giriamo, rimettiamo la RAM che c'era prima. Però un test mettendocene 2 di queste e 2 di quelle io lo faccio. Una e una. Purtroppo si andava avanti a testa. No. Una volta si andava avanti a test perché le RAM non tutte erano compatibili con tutte le schede madri. Meno male che hanno messo quei tagli che ti evitano di mettere la RAM al contrario, che se no fai danni veri, perché da un lato hanno l'alimentazione e fa poco il fumo, però diciamo che grazie ai taglietti. Ok,
Adesso ho messo le due vecchie e due Corsair. Vediamo che succede. Però metà rosso. Metà rosso. Sono accesi i LED rossi là. No. LED rossi no buoni. Niente. Ci stanno proprio tutti i LED qua che ti indicano se c'hai problemi. Ok. Beh, si è rotto così sto PC. Morto così. No. Sì. E non fa più niente. Eccolo, meno male, va, ho resettato, si vede che il BIOS aveva bisogno, meno male, spegniamo, ok, però io so come Santo Tommaso e voglio mettercene una sola aggiuntiva. Oh. Ma perché non mi deve funzionare? Una sola, senza esagerare, mettiamocene una sola. E se questa no, ok, una sola. Oh, sembra che va. Andiamo a vedere quanta RAM alloca, ma non alloca un caspito perché... Allora, vediamo un po'. Allora, qui non si capisce qua. Questa è la RAM. Ide. Io voglio sapere quanta RAM. E questo è tutto hard disk. Ecco, questo sta tutto in auto, performance turbo. Va bene. Ma queste sono tutte le temperature, c'è un sacco di roba sta cosa, ma io voglio capire quanta RAM c'ha, non riesco a capirlo. Hard disk, first, second, third, password, limit CPU, niente, periferiche integrate, RAID, vedete che c'è sta RAID qua, serialata RAID, Acimode. Allora sì, io voglio spegnere perché visto che è partito, allora ci metto un'altra di quelle perché magari solo una non è compatibile e noi ci andiamo a mettere quest'altra qui e magari siamo riusciti a mettere 4 giga di RAM.
4 giga di RAM. Allora, ok, perfetto, riaccendiamo, power, allora, niente, così proprio non mi piace proprio zero, quindi con una sì, con due no. Proviamo l'ultima, vabbè, sempre no, però 3 giga, io una di queste che stanno in 4 non la uso qua, semmai vado a cercare che giù sicuramente, aspettate, non vorrei sbagliare. Ok, vediamo un po' così, e all'ultima prova, dopodiché lo lasciamo con 2 giga. Ciao giù, niente, non è compatibile, basta, leviamo ste caspero di RAM super raffreddate, che queste non vanno bene qua, ste RAM super spettacolari da Corsair, basta, non gli piacciono, che insisto, ma che devo insistere, allora, queste le rimettiamo qua senza insistere, guardate, giusto per scrupolo, e attenzione, mi voglio far ripartire un attimino Commodore OS Vision, dopodiché ci salutiamo. Abbiamo imparato anche oggi altre cose, F12, boot menu, F12. Giusimu, ci sei ancora? Ciao Giusimu, Giuseppe, che vuole questo? Sì, last good non. Allora, verifica il segnale, che devo verificare? F12, c'è la miseria, mi sa che è soltanto passato un attimo. Giuseppe pure lui sta come me, c'ha un sacco di cose da fare e quindi è passato giusto un attimo. Allora andiamo su hard disk, mi pare che sta dentro il Toshiba. Qual era? Proviamo il Toshiba, che parte dal Toshiba? Ora parte Windows 8, guarda, Windows 8! Ragazzuoli miei, triplo boot, grande, Windows 8, ragazzi, che spettacolo, il pesciolino. Windows 8 è l'unico, l'avvio di Windows 8 col pesciolino. Dai, questo video mi è piaciuto proprio, guarda, veramente. Mo ce lo metterò nella descrizione, faccio una bella schermata in modo che si può vedere che ci sono 3 sistemi operativi su un solo PC. Guarda che spettacolo, ed ecco Windows 8, vabbè, lunedì 1 gennaio mezzanotte 1, però questa è proprio la schermata di avvio di Windows 8. Ecco, username, mo che cacchio gli do? Engine option. Administrator, no, Windows 8, allora com'era? Windows 8 senza password, other user, Windows 8, reset password, richiede l'USB. Vabbè, come cacchio entro qua che non mi ricordo io l'utenza? Assolutamente non mi ricordo mai. No, non mi
posso ricordare. Assolutamente non mi ricordo un caspito. Aspetta un po'. Qua dice welcome e gira qualcosa, forse l'ho trovata la password. Gira qualcosa ma non so. Caricare carica. No, the user password is incorrect. Niente, va bene. Noi facciamo restart per l'ultima volta. Voglio vedere. Quindi premiamo PF12, restarting. Ciao, ci vediamo prossimamente. Tanto sono in chiusura anche io. Faccio l'ultimo avvio con Commodore OS Vision. Commodore OS Vision. E poi chiudo anche io la diretta. Diretta 1 ora e 32 sto. Mamma mia, una cifra. Allora andiamo su hard disk. Oddio, che era il Western Digital, questo qui era per Commodore OS Vision, sì, Commodore OS Vision. Eccoci qua. Spettacolo Commodore OS Vision, perfettamente funzionante. Guardate l'avvio, Commodore OS Vision, uno spettacolo, uno spettacolo. Qui ovviamente la vedete, la barretta che cammina. Che spettacolo ragazzi, Commodore OS Vision, Windows 8 e Windows 7 sulla stessa macchina. Tra l'altro con soli 2 giga di RAM, ma quanto prima ce ne metto 8 di giga di RAM. Ho 4-8, se li merita, ma poi c'ha, come ho detto, 8 controller 2, 4, 6, 8 SATA e 2 IDE. 8 SATA e 2 IDE, ma che stiamo a scherzare, ma davvero? E vedete, Windows 8, sistema, Amiga 600 è questo qui, e quindi lo vede come se fosse un coso. Ma guardate che veramente a me queste cose mi piacciono troppo, mi piacciono veramente troppo. Troppo. Vediamo che Pang 0, Pac-Man, dai, vediamo lanciare un attimo Pac-Man, vediamo se parte Pac-Man e poi ci lasciamo, va. Sto Commodore OS Vision è qualcosa di spettacolare. Commodore OS Vision. Vediamo un po' che sta qua. Pac-Man! Begin! Non c'ho l'audio ragazzi, non c'ho l'audio, mi si mangiano. Mo me li mangio io. Beh, 200 punti. 400 punti, guarda come scappano, mo me se li mangiano. Ma mo me li rimangio io. Vola la pemaglia, vola. Bene. Bicciu, mi si rimangia. Ah! Ma hanno mangiato. Ridi. Manca Pac, ma ne so giocare. Manco le basi, Arfio, manco le basi. Vabbè, va. Abbiamo giocato pure oggi. Allora, guardate che spettacolo. Giriamo la telecamera, così ci salutiamo. Che cosa abbiamo visto oggi? Oggi abbiamo fatto, è stata una bella puntata perché abbiamo visto gli slot ISA, abbiamo visto delle schede ISA, abbiamo visto la differenza tra ISA, PCI e AGP, quindi già non è male. Abbiamo visto 3 sistemi operativi, abbiamo visto Windows 7, Windows 8 e Commodore OS Vision che è ancora qui. Ok? Ragazzi, è stato un piacere anche questa mattina stare insieme a voi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella sempre per sapere quando io vado in diretta. Se vi è piaciuto questo video, soprattutto questo sistema operativo, mettete un like al video e condividetelo, connettetevi a tutti i vari miei siti che partono tutti da classe74.it,
Comunque se siete patiti di musica andate su renejstore.it, andate a vedere anche quello che compare adesso, starwarsstore.it, dove troverete tante cose di Star Wars, e poi legolando.it se vi piacciono i Lego. Detto questo vi saluto, vi aspetto su t.me/amigaita per quanto riguarda Telegram e il canale dedicato totalmente ad Amiga, e per la prossima diretta può darsi pure oggi pomeriggio, adesso vedremo appena sarà possibile faremo il teardown di altri 2 PC, quindi restate con me, scopriremo altre cose belle, alimentatori. Abbiamo visto in chiusura proprio, abbiamo visto pure lo slot 1 del processore Pentium 2 che uscì a ridosso di quando si stava abbandonando il vecchio processore Pentium quadrato, e poi nacque il Pentium 3 che era sempre quadrato, però ci fu un periodo transitorio in cui si inventarono questo slot a pettine che ricorda molto le schede del Commodore 64. Grazie mille a tutti, buon pranzo a tutti, è l'1:24 di questo 20 giugno 2022, 1:37 di live, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!